Che lavoro fai tu? Io sono psicologo e lavoro in un centro di cure palliative vicino Venezia. Confermo tutto quello che dice il dottor Ferraro. La psicologia e la psichiatria si è prestata alla criminalità organizzata per incastrare persone innocenti e coprire personaggi importanti, ripeto, del mondo dello spettacolo, del mondo della politica e della grossa finanza, che comunque continuano ancora oggi a non pagare gravi delitti che sono stati commessi nel nostro paese già da tanti anni. Cosa stai facendo o cosa vorresti fare per questa causa? Io in passato ho aiutato dei fuoriusciti da determinate sette, che erano soprattutto ragazzi minorenni. Dopodiché mi sono ritirato per un semplice motivo, perché ho visto da parte delle istituzioni la totale chiusura. Quindi parlo anche di forze dell'ordine e parlo anche di strutture che dovrebbero accogliere queste persone per essere aiutate. Non faccio nomi per evitare. Cos'è la meritocrazia? La meritocrazia è un concetto molto complesso, nel senso che è difficile effettivamente valutare chi si merita un determinato posto, però Esiste? Non esiste, in Italia non esiste, perché comunque tutto è manovrato dalla politica, la gestione anche dei concorsi pubblici, le persone vengono messe in determinati posti perché poi devono eseguire determinati ordini. E quindi per cambiare questo tipo di mentalità? Credo che sono un po' più pessimista del dottor Ferraro, cioè è giusto iniziare a creare un'alternativa, però non sarà semplice per un semplice motivo, perché questo sistema è ben radicato nel nostro paese e le persone, ognuno di noi pensa alle proprie tasche, quindi sarà molto difficile per chi comunque vive bene e ha una condizione agevolata fargli cambiare idea. Ecco. Farlo tornare come prima? Farlo tornare come prima, esatto. Bisognerebbe effettivamente entrare in un sistema di crisi generale dove probabilmente allora là forse la gente inizia a svegliarsi e a farsi più domande, però in questo momento, per come stanno andando le cose, siamo in troppo pochi. Quindi la classe politica insabbia tutto quello che fa perdere. Classe politica e anche il sistema informativo, perché io non ho mai visto né ai tre canali RAI né a Mediaset Paolo Ferraro, che comunque si sta occupando. Si è sentito in qualche TG? No, ma parlano di un magistrato, ma nessuno ha mai parlato del TSO che Perché? Perché è un atto. Cos'è il TSO? Il TSO è il trattamento sanitario obbligatorio, e il trattamento sanitario obbligatorio impone comunque una perizia psichiatrica, cosa che nei confronti del dottor Ferraro non era stata fatta. È stato più un sequestro di persona che un vero e proprio TSO, e mi sembra che la causa comunque adesso lui l'abbia vinta. Ma e come mai quindi secondo te i TG nazionali, le televisioni nazionali non parlano di questa cosa? Quindi? Perché tutto è partito dal Consiglio Superiore. La paura è di mostrare che all'interno delle istituzioni ci sono uomini che coprono posti di potere e che sono pagati da noi cittadini, perché le tasse che noi paghiamo sono gli stipendi di queste persone qui, che fanno giochi sporchi anche nei confronti dei propri colleghi, nel momento che i propri colleghi vengono a conoscenza di realtà che devono rimanere nascoste. Quindi solo per mantenere i privilegi che hanno acquisito? Solo per mantenere i privilegi, sì, è chiaro che la fetta economica è importante in questo sistema di cose, no? Si compra la gente, si compra il silenzio della gente. In cambio di? In cambio di far continuare le cose come stanno, ripeto. Quello che ha subito il dottor Ferraro, cioè un trattamento sanitario obbligatorio, obbliga. È stato un sequestro di persona. Sequestro, infatti glielo già. Non c'è stato neanche il provvedimento. Gliel'avevo detto io, quello non è stato
non essendoci il provvedimento era un sequestro di persona ed è partito, mi sembra di aver capito, poi non so, dal Consiglio Superiore della Magistratura. Dai gruppi deviati, di alcuni gruppi psichiatri, utilizzando anche strumentalmente la mia famiglia. Certo.